Ragazzi, benvenuti! Oggi parliamo di un mercato che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all'ultimo secondo. Il Napoli ha finalmente chiuso un colpo importante in attacco. Noah Okafor è un nuovo giocatore azzurro. Dopo la trattativa sfumata per Saint-Maximin, la società ha virato sul talento svizzero del Milan, un profilo che può dare velocità, qualità e nuove soluzioni offensive a Conte. Ma non è finita qui. C'è anche una novità per il futuro. Mehdi Dorval è ufficialmente del Napoli, anche se resterà al Bari fino a giugno. E in difesa, niente da fare per Comuzzo, la Fiorentina ha fatto muro e il Napoli ha deciso di non rilanciare. Mercato chiuso ma con tanti interrogativi. Okafor sarà la scelta giusta per sostituire Kvara? Rafa Marin avrà finalmente spazio? E Conte sarà soddisfatto o avrebbe voluto di più? Ne parliamo insieme, analizziamo tutti i dettagli e voglio sapere la vostra opinione. Lasciate un commento e partiamo subito. Ragazzi, è ufficiale, il Napoli ha scelto Noah Okafor come nuovo rinforzo per l'attacco. Dopo il caos legato alla trattativa per Saint-Maximin, saltata per questioni burocratiche e richieste economiche complicate, la società azzurra ha deciso di cambiare strategia e puntare tutto sull'attaccante svizzero del Milan. L'accordo è ormai definito, prestito oneroso con diritto di riscatto, fissato intorno ai 25 milioni di euro. Okafor arriva in un momento chiave per il Napoli, che dopo aver ceduto Kvaratskhelia al PSG aveva bisogno di un innesto importante in attacco. L'ex Lipsia ha caratteristiche diverse dal georgiano, ma può comunque portare tanta qualità ed utilità al reparto offensivo. Sa giocare sia da esterno sinistro che da seconda punta, e proprio questa sua versatilità potrebbe essere un'arma in più per Conte, che sta cercando di trovare nuove soluzioni offensive per ridare brillantezza alla manovra della squadra. Un aspetto interessante è che Okafor conosce già molto bene la Serie A, avendo passato questi mesi al Milan, anche se con poco spazio a disposizione. Nella sua esperienza rossonera ha collezionato qualche spezzone di partita e qualche gol, ma senza mai diventare un titolare fisso. In Germania, invece, con il Lipsia e il Salisburgo aveva dimostrato di essere un attaccante pericoloso, con grande velocità e capacità di attaccare la profondità. Ora la vera domanda è: riuscirà Okafor a imporsi nel Napoli? La piazza è esigente, il peso dell'eredità di Kvara è pesante e il tempo per adattarsi sarà pochissimo. Però il talento c'è e se Conte riuscirà a trovargli il giusto spazio potrebbe diventare una bella sorpresa. E voi, che ne pensate di questo colpo last minute? Meglio Okafor o avreste preferito aspettare per un altro nome? Ecco un altro colpo che il Napoli ha chiuso in anticipo, senza troppi clamori ma con un'idea ben precisa per il futuro. Mehdi Dorval è ufficialmente un nuovo giocatore azzurro, anche se per adesso continuerà a giocare con il Bari fino al termine della stagione. Operazione già avviata da settimane, tutto definito senza intoppi, e arriverà a Napoli in estate per giocarsi le sue carte con Conte. Chi lo segue in Serie B sa che Dorval è un terzino con spinta, gamba e anche qualche gol nei piedi. Quest'anno con il Bari ha già timbrato il cartellino 4 volte, numeri niente male per uno che di base dovrebbe occuparsi della fase difensiva. Con Moreno Longo gioca da esterno a tutta fascia, sulla sinistra, ma può essere utilizzato anche più arretrato, in pratica uno di quei profili duttili che possono far comodo in un calcio moderno e dinamico. Il Napoli e il Bari hanno già fatto operazioni simili in passato, basta pensare a Folorunsho e Caprile, due che sono cresciuti bene in Puglia e ora si stanno facendo valere in Serie A. Dorval seguirà lo stesso percorso? Difficile dirlo adesso, ma una cosa è certa. Conte lo osserverà con attenzione in ritiro prima di prendere una decisione definitiva. Potrebbe restare come alternativa sulle fasce oppure essere mandato in prestito a una squadra di A per accumulare esperienza. Che ne pensate? Niente da fare, ragazzi. L'ultimo tentativo del Napoli per Pietro Comuzzo è stato respinto e alla fine il mercato in difesa si chiude senza colpi. La Fiorentina ha fatto muro, chiedeva almeno 40 milioni, mentre il Napoli si era spinto fino a 35 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. Trattativa interrotta quindi con il difensore classe 2005 che resterà in maglia viola almeno fino a giugno. Ci sta, perché Commisso non è uno che si smuove facilmente e probabilmente la Viola conta su di lui per il finale di stagione. Negli ultimi 2 match era partito dalla panchina, complice anche le voci di mercato, ma contro Lazio e Genoa ha comunque dato il suo contributo. Ora si prepara a sfidare l'Inter nel recupero del 6 febbraio, ma nel weekend successivo sarà out per squalifica. La sensazione è che il Napoli non abbia mollato completamente il colpo.
Il ragazzo piace a Conte e alla dirigenza e in estate potrebbe tornare un obiettivo concreto. Pensate a una coppia difensiva Buongiorno Comuzzo, tutta italiana e con un potenziale enorme. Però per ora se ne riparlerà più avanti. Intanto questo affare saltato ha avuto anche un effetto collaterale. Rafa Marin resterà a Napoli fino a fine stagione. Il Villarreal era pronto a riportarlo in Spagna, ma senza l'arrivo di un nuovo centrale gli azzurri non hanno potuto liberarlo. Zero presenze finora per lui in Serie A e ora si gioca tutto nei prossimi mesi. Vedremo se Conte gli darà spazio o se continuerà ad essere una riserva fissa. Che ne pensate, ragazzi? Avreste fatto di tutto per Comuzzo o era meglio risparmiare quei milioni e investire diversamente? E su Rafa Marin, credete che riuscirà a ritagliarsi un po' di spazio o resterà un oggetto misterioso? Situazione complicata in casa Napoli e Conte non è proprio soddisfatto. Il tecnico leccese si aspettava qualcosa di più dal mercato invernale, soprattutto dopo l'addio di Kvaratskhelia. Alla fine l'unico rinforzo in attacco sarà Noah Okafor, in prestito dal Milan, mentre in difesa non arriverà nessuno. Rafa Marin resta, niente Comuzzo. La sensazione è che Conte avrebbe preferito Allan Saint-Maximin. Il francese era il vero obiettivo per sostituire Kvara, ma tra burocrazia e tempistiche strette l'operazione non è andata in porto. Okafor è una soluzione di ripiego, un buon giocatore, con velocità e tecnica, ma con caratteristiche diverse da quelle che servivano al mister. E non finisce qui. Inizialmente il Napoli aveva provato a prendere nomi ancora più grossi come Garnacho e Adeyemi, ma entrambe le piste sono sfumate. Il vero sostituto di Kvara arriverà in estate, quando il club avrà più tempo per muoversi e magari più soldi da investire. E in difesa, tutto fermo. Si era provato il colpo Comuzzo, ma la Fiorentina ha sparato alto e i 35 milioni messi sul piatto dal Napoli non sono bastati. Quindi si andrà avanti con Rafa Marin, che però finora non ha mai giocato in Serie A. Chissà se avrà spazio nei prossimi mesi o se resterà un oggetto misterioso fino a fine stagione. Insomma, mercato che lascia più di un punto interrogativo. Basterà Okafor per restare al passo dell'Inter. E Rafa Marin sarà davvero utile o si punterà sempre sugli stessi difensori? Conte avrà il suo bel da fare per tirare fuori il massimo da questa squadra.